L'irruzione shock degli zii rom di un bimbo in una scuola di San Giorgio in Bosco, urla e minacce ai piccoli e agli insegnanti. All'origine dell'episodio una lite fra gli alunni. Paura Mestre per l'ennesima violenza tra giovani in pieno centro città. Il video del pestaggio di 2 giovani fa il giro del web, caccia i responsabili, rabbia tra la gente. Imam violento a Padova all'indomani dell'arresto, la comunità bengalese annuncia di sospendere le lezioni nel centro islamico. Il processo BPV è quello dell'avvelenamento da FAS, raffica di udienze, rischio paralisi per il Tribunale di Vicenza. Gli avvocati hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica. Siamo tornati a Rocca Pietro e Allega, ecco come si presentano 11 mesi dopo 2 dei luoghi simbolo della devastazione della tempesta Vaia. Domenica il nuovo vescovo arriverà a Treviso, la città si prepara ad accogliere Monsignor Tomasi. Antena 3 seguirà in diretta l'evento con un'edizione straordinaria. Oggi la festa dei nonni a Ponte di Piave è diventato un vero e proprio incontro e abbraccio con i nipoti al Palasport cittadino. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque, la cronaca a San Giorgio in Bosco, una eruzione davvero shock per bimbi e insegnanti. Protagonista di questa vicenda, una coppia rom, all'origine le rivendicazioni dopo una lite tra gli stessi alunni. Urla, minacce e insulti, momenti di panico quelli vissuti all'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di San Giorgio in Bosco. Martedì mattina durante l'intervallo 2 nomadi si sono presentati a scuola per portare la merenda ad un loro nipotino. Quando hanno visto il piccolo strattonato da un compagno di scuola, come 2 furie hanno cominciato ad aggredire verbalmente insegnanti e bambini, tanto che le maestre hanno dovuto allertare i carabinieri che sono arrivati sul posto per allontanare i 2 rom che nel frattempo continuavano a lanciare minacce. Si tratta di un 40enne e di una 25enne nati a Schio, ma che periodicamente fanno visita dei familiari accampati da tempo in una roulotte parcheggiata nella zona industriale di San Giorgio in Bosco. Il piccolo, che frequenta le elementari, sarebbe stato preso a calci da un compagno di classe e gli zii, vedendo la scena, hanno reagito, racconta la mamma del ragazzino rom che abbiamo incontrato nel parcheggio in cui vive. Non ho anche diritto di denunciare le persone perché, come è giusto regola, avevano ragione loro, perché quello lì era lo zio che doveva portare un panino per il bambino. Ok. Hai capito? Perché non è la prima volta che picchiava quel ragazzino, sempre mio figlio, li picchiavano sempre, quando che va a scuola lì, quel ragazzino gli dava sempre calci. Questa è la sua versione dei fatti. Gli zii avrebbero alzato la voce per difendere il nipote aggredito, ma secondo il racconto fornito dalla scuola, i toni del diverbio sarebbero stati ben più gravi, con minacce pesanti rivolte a maestre ed alunni. I 2 rom sono stati denunciati dai carabinieri per minacce. E adesso un altro shock, quello a Mestre invece, che riguarda il video di un pestaggio tra giovani in pieno centro città, a 2 passi proprio da piazza Ferretto, e caccia ai responsabili di questo brutale pestaggio. Un altro brutale pestaggio, ancora una volta a Mestre e nuovamente con giovani protagonisti. È successo sabato sera in via Poerio, a pochi passi dall'M9 verso le 23. Vittime 2 giovani stranieri, un pakistano di 25 anni e un afgano di 26, finiti all'ospedale con contusioni e fratture. Questo è il punto in cui è avvenuta l'aggressione. I 2 agivano mentre una terza persona, quello che si vede nel video, una ragazza, stava qui sopra questa panchina a guardare, mentre qualcuno nel frattempo riprendeva la scena con un cellulare. Calci e pugni senza sosta, una violenza inaudita e veloce allo stesso tempo. Nel video si sente chi grida basta, basta, ma nessuno interviene. Poco dopo gli aggressori si allontanano, mentre nel frattempo arrivano gli agenti della polizia locale e 2 ambulanze partite dall'ospedale di Mestre in codice rosso e rientrate poi in codice giallo, con a bordo i 2 feriti, per loro una prognosi di 10 giorni. Sull'episodio sta indagando la polizia locale, sono stati acquisiti video e immagini per risalire ai responsabili e secondo una prima ricostruzione nessuno dei coinvolti sembrerebbe essere conosciuto. Non è chiaro cosa abbia scatenato la violenza dei picchiatori, se conoscessero
le vittime o fosse accaduto qualcosa. Gli investigatori stanno anche cercando di capire se qualche profilo possa coincidere con qualche affiliato delle temute bande mestrine e veneziane che nei mesi scorsi avevano scatenato il panico in città. E secondo molti cittadini e residenti della zona non è più soltanto un problema di sicurezza. Più controlli e sicuramente, anzi prioritariamente l'educazione. C'è paura a Mestre, nella zona di Via Poerio, dove è avvenuto il pestaggio sabato notte, ma non solo. Alla vista delle telecamere molti sfuggono, soprattutto residenti e commercianti che temono aggressioni e ritorsioni. Poi però c'è chi dice la sua opinione e definisce il problema soprattutto una questione sociale ed educativa. Non c'è più il limite personale di questi ragazzi o anche dell'individuo, che non si va oltre, voglio dire, all'aggressione, a quello che insomma ci si può, diciamo così, trovare soluzione a certi diverbi anche così, di non oltrepassare, cioè la violenza ormai è, ma anche nelle persone normali, non lo so, che prendono il pullman, basti vedere anche Piazzale Roma, cioè sembra di essere, non lo so, non ci sono regole, non c'è niente, c'è la lotta per salire, battono, fermano, cioè via di te. La violenza dilagante. Sì, esatto, c'è un egoismo, diciamo, personale, dove io sono prima di tutti gli altri, senza pensare che quando sei fuori sei in mezzo, diciamo, a una società, quindi la mia libertà finisce dove inizia la tua. Il problema intanto sono le famiglie che non educano fino da quando i bambini sono piccoli, che non educano alla non violenza, poi anche la scuola che magari non fa tutto quello che potrebbe, tra le mille cose che ha da fare, magari ha poco tempo da dedicare a questo, e quindi il problema è sicuramente sociale. E poi la mancanza di valori. L'imam arrestato dalla Digos di Padova per aver maltrattato e picchiato i bimbi durante le lezioni sul Corano, lezioni che, annuncia la comunità bengalese, verranno sospese, sono sospese nel centro islamico protagonista di questa vicenda. C'è qualche prova che ha fatto maltrattamento con la bambina. A poche ore dall'arresto dell'imam bengalese accusato di violenze fisiche e psicologiche nei confronti dei piccoli alunni a cui insegnava il Corano, la comunità bengalese padovana aveva difeso quel giovane maestro arrivato pochi mesi fa da Treviso, assunto con un contratto regolare, aveva anche altre mansioni come quella di portiere. Ora però qualcosa è cambiato, ci sono foto e frasi emerse dalle indagini che sembrano cristallizzare quelle ore di terrore e paura vissute dai bambini, alunni dai 4 ai 10 anni picchiati con un grosso pennarello, minacce e umiliazioni ad ogni piccolo errore o movimento. Abbiamo creduto lui che non può fare lui, però se vedo che l'ha fatto è arrestato, quindi c'è qualcosa che non va. Tutti cercano di essere tranquilli, vivere bene, anche noi cerchiamo di vivere bene, vivere tranquilli. Quindi noi stiamo cercando di essere molto dritto, molto chiaro, che non succede più avanti. Almeno diciamo che la comunità nostra è molto preoccupata del discorso questo, non solo che i politici si preoccupano, anche noi viviamo una paese molto pace. Dopo l'arresto del 23enne, la comunità bengalese, che si riunisce quotidianamente nel centro culturale di via Jacopo da Montagnana, ha deciso anche di sospendere la scuola coranica per i bambini. Abbiamo sospeso per un periodo, vediamo, adesso se trovano proprio un maestro che riesce a gestire bene, teniamo, altrimenti rimaniamo chiusi. Che non lo faccio più questa roba, che quelli che facevano noi, anche la nostra comunità, sono molto preoccupati. Hossein Shadati intanto resta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto per giovedì mattina con il giudice. In quell'occasione il 23enne bengalese, che aveva avuto contatti e legami anche con l'imam di Pieve di Soligo, accusato anche lui di prendere a botte i suoi piccoli alunni, incontrerà l'avvocato che gli è stato assegnato d'ufficio. Alunni stranieri a scuola, il Veneto si conferma la terza regione in Italia per numeri appunto di alunni con cittadinanza non italiana. I numeri arrivano da un focus del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di oggi. In Italia rimane stabile la presenza degli studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole statali, saranno quest'anno 789.066, circa il 10% del totale. Ebbene, dicevamo, il Veneto si piazza terzo dopo Lombardia ed Emilia Romagna con 85.487 studenti non italiani nelle scuole statali.
Adesso la cronaca giudiziaria in tribunale a Rovigo, oggi il processo per la strage alla Coimpo di Adria, dove lo ricorderete, il 22 settembre del 2014 persero la vita 4 lavoratori uccisi in pochi istanti da una nube tossica sviluppatasi in seguito allo sversamento di acido solforico in una vasca contenente liquami e altre sostanze. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna per gli 8 imputati accusati di omicidio colposo. Lo stabilimento trattava fanghi di depurazione che una volta trattati venivano trasformati in fertilizzante. Qualcosa quel 22 settembre 2014 non andò come doveva. Morirono Nicolò Bellato, 28 anni di Bellombra, Paolo Valesella, 53 anni di Adria, Marco Berti, 47 anni di Sant'Apollinare, Giuseppe Baldanna, 48 anni di Campolongo Maggiore. Una strage caratterizzata da momenti anche di eroismo che commossero l'Italia intera. Berti e Bellato lavoravano nell'ufficio, al sicuro quando videro dalle telecamere il collega che si accasciava, corsero per salvarlo ma morirono pure loro. Un altro collega ora a processo riuscì invece a caricarsi in spalla un operaio portandolo in salvo. Il processo riprenderà il 7 ottobre, il 9 è prevista la sentenza. A proposito di tribunali, tanti processi importanti in tribunale a Vicenza, da quello per lo scandalo BPV, il crack BPV, a quello per l'avvelenamento da FAS, raffica di udienze, e c'è un tribunale che rischia il collasso. Per questo gli avvocati hanno scritto una lettera niente meno che al capo dello Stato. Come evolverà la situazione si capirà davvero dopo l'udienza preliminare del procedimento PFAS fissata per il 21 ottobre. Ma nel Tribunale di Vicenza, dati alla mano, il rischio paralisi per i processi ordinari è concreto. Già incardinato e fortemente voluto in città il processo per il crack della Banca Popolare, 3 i giudici che lo stanno seguendo, 2 quelli che potrebbero essere assorbiti per il caso PFAS, che tra l'altro vede migliaia di cittadini e la stessa provincia iberica tra le potenziali parti civili. A fianco dei magistrati si schierano gli avvocati che hanno scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al CSM e per conoscenza al Presidente della Corte d'Appello di Venezia. La sezione penale del Tribunale di Borgoberga è formata dal Presidente e da 9 giudici. 3 seguono il caso BPV, 2 potrebbero essere assegnati al processo PFAS, 1 è stato trasferito a un giudice in maternità. I conti sono presto fatti, soprattutto se si aggiunge una cronica carenza anche dell'organico amministrativo. Serve un intervento urgente con l'assegnazione di alcuni giudici in via straordinaria fino a fine emergenza. Adesso torniamo a parlare della tempesta Vaia. Ieri abbiamo raccontato dei cantieri per il progetto per 2 cantieri importantissimi per Alleghe e Roccapietore finanziati dalla Regione, ma siamo andati a vedere proprio a Roccapietore, a Sottoguda e ad Alleghe com'è la situazione 11 mesi dopo. C'è voglia di ricominciare, la situazione è ancora di una grave ferita aperta, guardate. I segni della devastazione sono ovunque, è passato quasi un anno e a Roccapietore le tracce del passaggio di Vaia sono ancora impressionanti. I primi interventi emergenziali, acquedotto in primis, sono stati effettuati. Ora, ultimata la burocrazia degli appalti pubblici, potranno partire i lavori di ricostruzione e ripristino. 8.700.000 euro solo per i serrai di Sottoguda, praticamente rasi al suolo dalla tempesta. E se il centro del borgo si presenta così, curatissimo e bellissimo, basta volgere lo sguardo e la montagna ferita è lì a ricordare l'entità della distruzione di quella notte. I turisti, anche solo per la curiosità di vedere con i propri occhi quanto successo, quest'estate sono tornati, ma l'indotto economico è precipitato. Per noi serrai di Sottoguda, per l'Alta Val Pettorina e per buona parte del comune di Roccapietore sono un punto importantissimo, vicini alla funivia di Malgacciapella, la Marmolada, un'area assolutamente interessante, sito UNESCO eccetera, però un indotto importante anche proprio dovuto all'interesse che la gente aveva per quel canyon molto particolare. 150.000 paganti in 3-4 mesi sono cifre da importante museo, quindi un indotto importante. Ad Alleghe il lago ha cambiato colore, il verde smeraldo sostituito dal grigio del fango e dei sassi. Ci sono 500.000 metri cubi di detriti da portare via, come 20 campi da calcio, ma alti 2 metri, da rimuovere. L'intervento costerà 8 milioni di euro, i lavori dovrebbero essere ultimati entro il 2022. E nonostante tutto ad Alleghe la stagione turistica
turistica estiva è andata molto bene. Da anni, racconta il sindaco, non si vedevano code così lunghe di auto in arrivo. Io l'ho collegato forse un po' al fatto della curiosità di venire a vedere magari cosa era successo con la tempesta. Poi c'è stato anche comunque un ritorno del turismo in montagna con le mountain bike, con le camminate, perché io sto vedendo che i giovani stanno riavvicinandosi alla montagna. C'è poi tutta la partita della rimozione degli alberi schiantati con i fianchi delle montagne coperti di tronchi caduti come un gigantesco Shanghai, ancora lì a testimoniare la furia del vento. Ce ne sono tanti di alberi che non toglieremo in questa fase perché abbiamo già appaltato i paravalanghi, sono i siti valanghivi, sono 250 in totale, sono esattamente quelli con più pendenza a ridosso delle abitazioni o delle strade, dove la movimentazione degli alberi verrà fatta nel momento in cui ci saranno i paravalanghi, che sono già appaltati, sono circa 250 milioni di euro di opere che andremo a realizzare. Treviso si prepara ormai a 4 giorni dall'arrivo del nuovo vescovo, Monsignor Michele Tomasi. Verrò presto, portando tutto me stesso, desideroso di conoscermi e di farmi conoscere. Ed il momento è arrivato. Il nuovo vescovo di Treviso, Michele Tomasi, arriverà nella Marca domenica prossima, 6 ottobre, un ingresso programmato nei minimi dettagli che coinvolgerà la provincia, prima tappa a Pederobba e poi il capoluogo. E da Treviso il nuovo vescovo ha deciso di muoversi a piedi, attraversando il centro con un percorso che lo porterà dalle 14 da Santa Maria Maggiore fino al Duomo. La processione, tra due ali di fedeli che si prevede arrivino da tutta la diocesi, attraverserà via Carlo Alberto, San Leonardo, via Martiri della Libertà, per passare poi in Piazza dei Signori e lungo il Calmaggiore. Al termine del Calmaggiore, accanto al Battistero, è previsto lo scambio di saluti con le autorità cittadine. Dopodiché il vescovo Tomasi proseguirà verso il Duomo per la messa solenne che sarà celebrata alle 16. Imponente la macchina della sicurezza predisposta per l'evento da prefettura e questura, con controlli straordinari da parte delle forze dell'ordine per un evento che sicuramente porterà a Treviso migliaia di persone. Solo 1000, munite di pass autorizzato dalla Curia, potranno entrare in cattedrale. Gli altri fedeli potranno assistere alla cerimonia dal maxi schermo allestito in Piazza Duomo. In tutte le vie interessate dalla processione verrà interdetta la circolazione dalle 13, la sosta per tutta la giornata fino alle 20. Ed è già tanta l'attesa per l'arrivo del vescovo che con le sue parole ha già conquistato il cuore dei trevigiani. Di incontrare la vostra esperienza di fede e di vita cristiana, portandovi con semplicità la mia, così che diventeranno presto e concretamente la nostra esperienza, per camminare insieme e insieme essere Chiesa di Cristo, fedele al Vangelo. E ve lo racconteremo questa giornata speciale di domenica. Antena 3 seguirà l'arrivo di Monsignor Michele Tomasi a Treviso, una lunga edizione straordinaria del nostro telegiornale con collegamenti costanti lungo il percorso del Vescovo, il racconto del percorso del Vescovo fin quando entrerà nella Marca trevigiana e poi ospiti in studio per commentare questa giornata appunto di attesa davvero speciale per Treviso. E adesso vi lascio a pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Oggi 2 ottobre la festa dei nonni, un po' in tutto il Veneto. Andiamo a vedere come è stata festeggiata in modo davvero particolare, alla grande, a Ponte di Piave. Tumiotto Saverio, bisnonno Tumiotto Saverio. Questa per lei è una festa doppia? Dove? Tripla, perché spero di diventare trisnonno. A Ponte di Piave la festa dei nonni va in scena così. Nel Palasport i più giovani del paese incontrano e festeggiano i meno giovani. E oggi i bambini hanno regalato loro uno spettacolo ai loro nonni. Grazie alla collaborazione con le ACLI di Treviso abbiamo offerto questo spettacolo in una maniera un po' insolita. Proprio i ragazzi che hanno invitato i nonni al loro spettacolo di burattine. Ed è stata l'occasione per ringraziare il gruppo Insieme e anche Volontari Ponte, che sono le nostre associazioni che curano i trasporti, oltre agli ospiti della casa di riposo. Nonni che infatti ricoprono un ruolo attivo non solo in famiglia, dove spesso sono insostituibili, ma anche nella società. Perché è un tramando non solo della tradizione ma della vita. Loro hanno un bagaglio culturale e di vita che è qualcosa di prezioso
ed è importante per noi più giovani saperli valorizzare, saperli direi attingere a questo bagaglio. Io ho fatto il nonno vigile e loro mi vogliono un sacco di bene, si sono affezionati perché tu ti comporti come fossero tutti i tuoi nipoti e di conseguenza loro ti riconoscono veramente come uno della loro famiglia. Nonni e volontariato, un connubio molto stretto e un valore da sostenere. Questo furgoncino, donato da una cordata di imprenditori del paese, servirà al trasporto di anziani e altri bisognosi. A guidarlo anche i nonni, arruolati per così dire tra i volontari. Questo mezzo è molto importante per noi e organizziamo e gestiamo appunto tutti questi viaggi che sono dedicati alle persone, ai cittadini meno abbienti e che hanno bisogno. Abbiamo dimostrato anche di fronte a tutti che tutti assieme si può fare qualcosa di buono per i nonni e anche per i giovani che vengono domani. Pino Musolino, il presidente dell'autorità portuale di Venezia, l'ospite di Ferdinando Avarino, poco dopo il telegiornale di Treviso, a 20:10, economia ovviamente, trasporti, insomma tanti temi sul piatto appunto con il presidente dell'autorità portuale di Venezia. E adesso le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo, ma il fronte perturbato in transito da mercoledì sull'Italia sarà seguito da correnti più fresche che determineranno un calo delle temperature piuttosto vistoso. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un tempo più asciutto e stabile dappertutto, salvo per qualche residuo piovasco al mattino sul Rodigino. Sarà di nuovo il sole a prevalere e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima frizzante con temperature minime tra 6 e 12 gradi, valori massimi compresi invece tra 18 e 20 gradi. Anche sul Friuli Venezia Giulia poi torna il bel tempo, sarà infatti una giornata soleggiata su tutti i settori, ma anche in questo caso le temperature saranno in lieve calo, le minime saranno comprese tra 10 e 15 gradi, le massime tra i 18 e i 19 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno, qualche addensamento solamente sui confini alpini ma del tutto innocuo. Temperature in diminuzione, minime sui 9 gradi, massime tra 20 e 21 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.